pochissimi metri dalla splendida cattedrale del 200, qui a Matera, un vicinato, così si chiama questo cortile, così si chiamavano i cortili e ancora oggi si chiamano vicinato perché effettivamente ci sono diverse famiglie. La signora Maria che ha, lo possiamo dire, anni? Sì, 80. 80 anni, comunica col vicinato attraverso questa finestra, ma non perché parla dalla finestra, perché gli odori Escono dalla finestra e sentono l'odore, che faccio i polpette, faccio la malenzana fritta, faccio la focaccia, tutte quelle cose da anziana. la pasta, La pasta, il ragù, quando frigge la carne sentono tutti gli odori. perché lei è vedova e quindi per lei questa è una È passione. una passione. Si diverte Però sono bravi vicini, mi vogliono bene, li voglio bene. e quindi tutti Sono i vicini, persone, sì, ma tutti sì. i giorni, non è che oggi è una festa, No. normalmente. No, C'è la sempre, signora, sempre così. come dice, signora Maria, ma che è questo profumo? Escono dalla finestra. Eppure i ragazzi vengono qui. Tutto, vedi questo, vedi. Quindi questo Dammi una polpetta. Dammi una polpetta. Tutti i giorni succede Tutti questo. i giorni. Che bello. Sono anziana, perdo un po' di tempo e mi piace a fare la cucina. Sì, ma se passano i turisti da qui sentono il profumo. Una volta sono venuto, poi dicevo, qua è il ristorante, dopo non è il ristorante. Era il privato. Con tutti questi Una strumenti. una ragione. Però ma l'hai fatti mangiare? Ai turisti no. Guarda, Quelle che sono salsicce. salsiccia di paesana. E quelle polpette? E polpette, sì. Ma come sono? Che E la carne, la pancetta di maiala, Sì, ma le polpette come le fa lei? sì. Come? Tutto mettere il pane duro, grattugiato, sempre il pane di casa fatto duro, a un frullatore, poi mettere le uova, formaggio, prezzemolo, ali e fatto l'imbasta. Quindi non c'è carne, No, e si fanno pure quelli di carne. però quelle sono così. Sì. E poi lo prendo col cucchiaio e le friggio. Oh, io voglio dire, signora Maria, ma poi lei, quando durante la giornata ammalia con questi profumi tutte le famiglie Vuoi che abitano sapere, sopra? la settimana passata ne sono fatto 200 di questi. 200. Ecco, vorrei però sentire qualcuno, scusate. Ah, lei che sta stendendo. Ma lei è nata qui? No, E di dove? io originaria di Pordenone. Pordenone. Sì. E come è venuta a finire? Ho sposato un materano, Ah. incontrato a Londra. È contenta? Sì. Non si è pentita? No. No, onestamente no, è come essere a casa, come essere in famiglia. Ma quindi anche lei quando arrivano i profumi delle signore Certo, Maria? soprattutto io. Ho la finestra qua di casa, quindi al mattino alle 7:30 si sente immediatamente il profumo di Nonna Maria. Questo è un rito che si ripete Sì, normalmente. ogni mattina è un dramma perché noi andiamo a lavorare, quindi, però ecco, ci blocchiamo a questi profumi di Maria. Ha sentito signora Maria? Dice che lei crea dei problemi qua. E la mattina vanno a lavorare e lei si presenta con Sì, è questi vero, argomenti. è vero, e poi sto ingrassando pure. Chi è che sta ingrassata? Io? No, lei non mi sembra. 12 kg da quando sono ritornata in Italia. Ma come 12 kg? È che prima che non c'era. Garantisco. Non c'era prima. No. Ma 12 kg li ha fatti aumentare. Facesse la ginnastica, Oh, anni Voglio che facessero la ginnastica. Non ha pensato mai di fidanzarsi. Io? E li prende per la gola. Lei se trova uno ricco, trovami. Ma Ma come uno ricco? Applausi! Ma perché ricco? ricco è una quarantina d'anni. Ah, pure... Un pollastrello! Giovane. Grandi. Maria, veramente grande. E così la vita si riprende. Brava. Si riprende la vita. Io ormai questo è che mi sposo. Forse divento più giovane. Ma come no? Ma io ho Però fatto- se non vale questo uomo, lo faccio un bel servizio. Che gli fa? Avvocato per mangiare lo stone. In farmacia che Sì, fa? prendo qualche cosa. Lo cioè Sì. lo avvelena. La veleno. Ma tu? Se lo merita veramente un applauso, eh. È grande. Maria, Così. complimenti, complimenti. Sì. Signori, questa è Matera. Matera vera, questa è Sì, roba autentica. sì. Anch'io all'inizio dicevo, ma è una Una messa in polpetta. scena. No, e normalmente accade questo tutti i giorni. Che dite, ragazzi?
Gli è piaciuto? Ah, ne vuole un altro? Ah, un altro? No, sono pieno come un uovo. Ah, è pieno come un uovo! No, la polpetta. La polpetta. Grandiosa! Brava Maria! Allora, Raffaele, pensate, questo signore è stato 7 anni a Milano, si è laureato in fisica. Poi? Per poi tornare a Matera, insomma. Cioè, sì, sono stati anni... Ho deciso, ho intrapreso la carriera universitaria, ma non appena l'ho conclusa, insomma, ho capito che non ne avrei fatto granché, ho optato per ritornare a casa, dove, tra l'altro poi nella tradizione familiare ho trovato quello che sarà il futuro. Quindi, dal nonno al padre, Sì. a lui, praticamente 3 generazioni artigiani della terracotta. La terracotta. Una tradizione lunga qui nel Materano. Sì, sì, già la struttura della regione permette questo, è piena di argilla, per cui... E questo per esempio è un Edoardo, no? Un Edoardo De Filippi. Vogliamo vedere invece le opere Sì. di Raffaele, quali sono? Queste sono tutte di papà. Sì, È una sì, questo è mostra di papà. praticamente. Sì, praticamente è un'esposizione delle natività di mio padre. Ecco, questa invece Questo invece è un monumento, è un'opera che rappresenta un monumento al brigante ignoto. come facciamo i monumenti ai briganti. Ai briganti sì, perché per ricordare... Oh, poi ci sono dei personaggi strani, nuovi. Beh sì, lì è rappresentato uno stilita, che è una figura ispirata a Simone del Deserto, che è una figura religiosa che decise di... Ieratica. Ieratica, sì, sì. E l'altra figura strana? La fattucchiera è una figura abbastanza comune in Basilicata. Era una donna che viveva un limbo tra religione e magia, intervenendo con poesiole in dialetto con le quali esorcizzavano invidie, paure. Senti Raffaele, per tutti quei giovani che magari hanno attitudini come la tua all'arte, all'artigianato, che messaggio vuoi dare? Beh, nel momento in cui si ha la percezione di avere delle potenzialità, di avere del talento, bisogna a quel punto soltanto avere un po' di coraggio. Raffaele, complimenti per questo coraggio e auguri per la vita. Grazie. Il gruppo folk di Matera, Matera che parleremo con voi tra poco, Matera che accoglie i suoi ospiti sempre durante l'intero arco dell'anno, è un bel periodo, una bella stagione anche questa, l'autunno, ma l'inverno, il Natale. Sì, beh, il Natale, non c'è Natale senza grotta, quindi immaginiamo quanto può essere bello e suggestivo trascorrere il Natale a Matera, che appunto di grotte è piena. Matera è una città, la città sicuramente che è un po' il fiore all'occhiello per noi in Basilicata, perché è la città più internazionale. Turisti che vengono da quasi tutto il mondo sono affascinati dall'idea di percorrere la storia nei vicoli, nelle strade che appunto attraversano i Sassi, ma anche di dormire in situazioni che sono diverse dall'albergo canonico che trovano un po' nel resto del mondo. Quindi perché... si può pernottare e vivere anche all'interno di queste strutture nei Sassi. Certo, è una peculiarità proprio di Matera, quella di avere alberghi ma anche case vacanze, anche bed and breakfast che sono ricavati da antiche case appunto dei Sassi. Quindi si può ritrovare l'austerità anche della vita nei Sassi, chiaramente con il comfort dei tempi moderni, però si può ritrovare anche il clima ideale che è sempre quello giusto d'estate e d'inverno, quindi che sia autunno, che sia inverno, che sia estate. Dormire in un albergo nei Sassi è sempre un'esperienza unica, oltre che un'emozione particolare, certo. Come scoprire Matera, i Sassi e le varie zone, i vari quartieri? Nell'unico modo in cui è possibile, innanzitutto, cioè a piedi, che poi è anche il modo migliore per scoprire sempre i luoghi, perché i vicoletti, le stradine, affacciarsi da una piccola rupe o da un belvedere è ogni volta un'esperienza unica, perché è una vacanza nella vacanza, un viaggio nel viaggio. E poi la tradizione. E poi la tradizione che vive anche in una città che va al passo con i tempi, ma che appunto non la rinnega mai, anzi la fa vivere sempre di più. Grazie.
Gruppo Folk Matera nasce Nasce nel 1977 e da circa 2 anni che riprende il suo percorso tra i vicoli dei Sassi. è bello perché poi ci succede un po' tutte le età, un po' assortite. Sì, il passato e il presente. Che mestieri fanno un po'? Ecco, vediamo un po' al volo. Il carpentiere, musicista, non mi ricordo, pensionato, Pensionato? muratore, impiegata. Cosa regaliamo al pubblico di Sereno Variabile? Al pubblico di Sereno Variabile dedichiamo una tarantella lucana cantata. Una cosa effervescente? Certo. Emozionante e effervescente come questa magnifica Matera. Venitela a visitare. Grazie da Osvaldo Bevilacqua, ci vediamo sabato prossimo. Ciao a tutti.